Finalmente Cortina, finalmente Veneto, un'occasione straordinaria, una vetrina internazionale per questo straordinario territorio. Oggi, oltre ai vari appuntamenti istituzionali, ho inaugurato le 2 varianti, che sono opere importantissime per questo territorio, e abbiamo condotto gli ultimi metri della fiaccola olimpica. Abbiamo accolto la nostra fiaccola in Veneto, a Verona, con 2 tedofori, uno palestinese e uno israeliano, che hanno simboleggiato la necessità di pace, che queste Olimpiadi facciano parte di questo processo di pace che deve avverarsi nel mondo. E abbiamo concluso il viaggio della fiaccola olimpica con dei tedofori d'eccezione che ci hanno ricordato il valore della tradizione, il valore della consegna di valori straordinari, i valori dello sport, i valori delle Olimpiadi. Sono orgoglioso di aver accolto la conferenza stampa di presentazione delle Paralimpiadi, una realtà importantissima che ha un valore anche immateriale, e il Veneto ha permesso di approvare le linee guida sull'accessibilità nei luoghi pubblici, un patrimonio fondamentale che vogliamo estendere a tutti i luoghi pubblici, quindi pubblici ma anche i luoghi privati in realtà, perché rappresentano davvero un patrimonio informativo importante per rendere accessibili i luoghi, e insieme agli enti locali e ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche faremo un grande lavoro di accessibilità. Accogliere in maniera efficace e soprattutto raccontare il Veneto non solo a Cortina ma nel mondo, perché le Olimpiadi rappresentano questo, e questa deve essere la casa del Veneto nel mondo. Finalmente sì, dopo tanti anni da una parte ma anche mesi pratici di lavoro, finalmente Regione Veneto può dire che è soddisfatta e inizia questo lungo percorso, insomma, perché saranno 2 mesi intensi. 2 mesi intensi che portano valori ma portano anche le identità del nostro Veneto. Sì, l'opportunità infatti di Casa Veneto è nata proprio per far conoscere le eccellenze del Veneto, far incontrare gli operatori con chi arriva da tutto il mondo per visitare le Olimpiadi, e quindi cercare di fare un incrocio, insomma, di far conoscere le eccellenze venete, ma soprattutto anche quel Veneto meno conosciuto che avrà l'opportunità di questa vetrina che saranno le Olimpiadi. I valori dello sport, questo penso che sia al di sopra di ogni cosa dell'importanza oggi delle Olimpiadi. La seconda è che non solo il Veneto, ma l'Italia riesce ad affrontare qualunque sfida anche in tempi stretti, al di là delle chiacchiere, delle polemiche che ci sono state che a noi non interessano, ma riesce ad affrontarle portando a casa un grande risultato visibile in tutto il mondo. Paralimpiadi, forse se ne parla ancora poco, ma sicuramente sarà un evento straordinario. Un evento straordinario per Cortina, per il Veneto, per la capacità di dimostrare che è accessibile, che non ci sono barriere, e quindi penso che questo sia il messaggio più importante, e che è anche appunto la dimostrazione di un Veneto non solo di operatori capaci di, diciamo, inventarsi sempre qualcosa di nuovo in termini turistici, ma che il Veneto è visitabile in qualunque posto, in qualunque angolo, in qualunque momento. Abbiamo pregato tutti, la neve è arrivata, c'è uno scenario, un paesaggio che è fantastico, però devo dire anche una location di Casa Veneto che è veramente stupenda. Vuol dire che il Veneto è bravo a produrre, ma è anche bravo a investire, a promuovere, a vendere l'immagine del Veneto in tutto il mondo. Il ministro Francesco Lollobrigida qualche giorno fa mi ha preso in disparte e mi ha detto: guarda che tu sei un assessore all'agricoltura di una regione importante, ma non sei un assessore all'agricoltura, sei un ministro dell'agricoltura, perché il Veneto è uno Stato, ha la dimensione dell'agricoltura di uno Stato. Quindi in qualche maniera questa affermazione di un ministro che io considero eccellente e bravissimo è anche il segno di una capacità produttiva, di una varietà di coltivazioni, di prodotti, di agroalimentare, di trasformazioni, di marchi consolidati che il Veneto rappresenta, ma che soprattutto è famoso nel mondo. Io non voglio apparire, perché sono della montagna, l'uomo della montagna solo, ma noi in montagna abbiamo bisogno di avere veramente una boccata d'ossigeno, di avere anche una prospettiva. C'è l'assessorato alla montagna che sto costruendo, perché l'ho preso da zero, lo dico con molta franchezza, ma che in qualche maniera rappresenta anche le difficoltà della gente di tutti i giorni, la carenza di servizi, i giovani che se ne vanno via, che non trovano appartamenti perché le locazioni sono costosissime, e tutta una serie di altre questioni che purtroppo
attanagliano me, ma creano preoccupazione a tanta gente, a tanti sindaci di questa montagna.